Buon pomeriggio a tutti dalla Sardegna, mi trovo in stazione, sono alla stazione di Sassari e quello che oggi mi aspetta è un viaggio speciale, davvero straordinario, alla scoperta delle cosiddette ferrovie dimenticate, quelle linee ferroviarie minori, poco frequentate a torto perché in realtà si snodano lungo un percorso meraviglioso nella natura di quest'isola. Destinazione finale del viaggio l'Uras. Come nasce questa iniziativa? Nasce in un contesto di un progetto dell'Esite, l'ente sardo alle Indiche, dove ha presentato un progetto alla Comunità Europea e questo ha permesso il rifacimento di carrozze come questa che stiamo viaggiando, ma non solo, anche il rifacimento delle stazioni, dei caselli, dove sono utilizzati anche come sosta e ristoro per i turisti. La nostra isola non è solo mare, la nostra isola è anche l'interno che permette appunto di conoscere la vera Sardegna. La Sardegna vera è questa che viene percorsa lentamente da questo trenino d'epoca dentro a questa meravigliosa carrozza Bauchiero, con tanta gente che vuole ritornare al passato, vivere il presente e sperare nel futuro. Questo è il legame di questa meravigliosa giornata che lega tutto e spera che veramente questo futuro sia pieno di turisti intelligenti, che non siano turisti soltanto, ma viaggiatori. Quella che noi vedremo, e cioè la Monti Calangianus o la Calangianus Monti, è il fiore all'occhiello di questa quarta giornata delle ferrovie dimenticate. Il treno da questo punto di vista non era il Far West, era esattamente il mezzo migliore per vedere il territorio, per fare in modo che quella strada parlasse, perché quella strada parla ancora oggi. È un nuovo che si ricongiunge all'antico. Dopo la tappa Tempio Pausania, il trenino approda qui a Luras alla scoperta della Sardegna più autentica. È vero, tu adesso che cosa devi fare? Arrivederci intanto! Devo fischiare e dopo alzo la paletta e tutti partono. Vai, vai! Ciao dalla Sardegna! Vai, vai! Dai,